La mamma dei ragazzi è un'appassionata del poema dell'Orlando Furioso. Prendere il vino è difficile perché ce n'è tanto e non lo vuole nessuno. Come sto È più difficile che berlo. Sì. La nostra riserva di Perricone ha conseguito diversi riconoscimenti. Cosa dici tu ai clienti per convincerli a comprare questo vino? E che invece di bere i soliti vini possono provare anche qualcosa di nuovo. Questo è un Perricone che fa soltanto vinificazione in acciaio, varietà difficile da vinificare e da coltivare. Sono in pochi a poter fare un buon Perricone in purezza. Io sono il direttore commerciale dell'azienda Assuri. La cantina è di proprietà della famiglia Caruso. Tra Mazzara del Vallo e Salemi estraevano questi vigneti. Nel 2000 hanno deciso di sviluppare il loro progetto. La prima bottiglia Assuri è uscita nel annata 2015. Lorenzo Landi come consulente, azienda giovanissima, oggi affidata alla terza generazione, Nicoletta, Roberto e Michele, hanno tanta voglia di fare. Oggi vendiamo in circa 35 paesi, abbiamo 120 ettari dislocati in 5 appezzamenti diversi. 5 appezzamenti, 5 suoli diversi, vinifichiamo soltanto le uve di proprietà della famiglia e varietà autoctone del territorio. I vini traggono spunto dal poema dell'Orlando Furioso. Bella chicca. Arcodace nella fattispecie è un bosco fantastico.